Sì, la situazione che era nata in un modo apparentemente semplice e sembrava in effetti un'aggressione subita di notte da un ragazzo 30 anni al primo appuntamento denunciava di essere stato aggredito dal ragazzo della ragazza con cui lui aveva l'appuntamento. In realtà la situazione è un po' più complessa e sono emersi dei retroscena che hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria anche della vittima dell'aggressione, perché in effetti aveva cercato di estorcere un rapporto sessuale alla ragazza, minacciandola di rivelare all'attuale fidanzato della ragazza dei particolari molto riservati su quella che era stata la relazione iniziale fra lui e questa ragazza. Per cui insomma una classica situazione in tre, dove il fidanzato attuale della ragazza poi, per difendere la ragazza da questa sorta di imposizione, ha aggredito il primo soggetto. L'abbiamo ricostruita e abbiamo deferito l'aggressore per lesioni e l'aggredito per tentata violenza sessuale. Perché chiaramente quando con una minaccia finalizzata ad ottenere contro la volontà del partner una prestazione sessuale, il reato che si configura è questo, cioè sostanzialmente l'indurre contro voglia ad un rapporto sessuale la persona attenzionata, insomma.